Aveva suscitato clamore e indignazione quanto accaduto lo scorso 14 febbraio a Cividale. Il monumento dedicato a Norma Cossetto era stato imbrattato e poco distante, sulla panchina dell'amore di Giulietta e Romeo, erano stati posizionati due cuori di maiale. Ci sono voluti 4 mesi e mezzo di incessanti attività di indagine da parte di Carabinieri, Polizia di Stato di Cividale, con la collaborazione della Polizia Locale del Friuli Orientale, per arrivare a identificare un 50enne del cividalese ritenuto responsabile di quel gesto. Il monumento e la panchina non erano completamente coperti da sistemi di videosorveglianza e le indagini si erano incentrate soprattutto alla ricerca di testimonianze e sull'analisi delle telecamere pubbliche e private limitrofe. Gli indizi che hanno portato a individuare l'imbrattatore sono arrivati però dai social. I carabinieri della stazione di Torreano, nel corso di controlli sulle piattaforme, hanno notato che sul proprio profilo social un cividalese, giorni prima dell'evento ed in maniera predittiva, aveva effettuato una sorta di rivendicazione del gesto, aggiungendo frasi di forte disprezzo nei confronti del monumento dedicato a Norma Cossetto. Gli approfondimenti svolti sul conto dell'uomo hanno permesso di ricostruire i momenti antecedenti e successivi dell'imbrattamento, notando che indossava una maschera e capi di abbigliamento facilmente identificabili. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire la maschera, l'abbigliamento completo e altri strumenti utilizzati per la commissione del deprecabile gesto. Tutto è stato sottoposto a sequestro e il cinquantenne è stato denunciato in stato di libertà.